Venerdì 18 aprile, a tutti buon pomeriggio dall'ippodromo Arcoveggio, prima corsa, prima delle tre prove riservate al campionato italiano Gentleman, via cavalli di 4 anni, Florida Wiesel, Frankie Matley, Ferguson, Franchina Baldo, Farida Rab. Questo è lo schieramento con un netto favorito, si tratta di Ferguson, numero 3, in sediolo Matteo Zaccherini. Partiti con Ferguson che in breve conquista la testa, va a condurre nei confronti di Frankie Matley e Florida Wiesel, mentre all'esterno è rimasto Franchina Baldo, che ora cerca di accodarsi in terza posizione, riesce nell'intento. E così, sul finire della curva, Ferguson che conduce, Frankie Matley in seconda posizione davanti a Franchina Baldo, poi Florida Wiesel e Farida Rab a chiudere il piccolo gruppetto di 5 concorrenti. Il quarto iniziale se ne va in 31 con Ferguson che controlla agevolmente la situazione, tutti alle sue spalle. Il resto è un favorito piuttosto netto, va a completare i primi 600 di gara in 47,2. Tutti incolonnati anche davanti alle tribune, Ferguson, Frankie Matley, Franchina Baldo, quindi Florida Wiesel e Farida Rab, 800 in 1,2,5. Sul piede dell'1,18 praticamente la corsa, Ferguson continua a graduare, non c'è nessun interesse ad allungare e ad accelerare il ritmo di gara, si arriva così a un chilometro molto tranquillo in 1,18,3 con Frankie Matley, Franchina Baldo, Florida Wiesel e Farida Rab nelle identiche posizioni. Dalla scia di Ferguson ora accenna a muovere per un attimo Frankie Matley, ma allunga Ferguson. Frankie Matley sempre in seconda posizione davanti a Franchina Baldo, gli altri nelle identiche posizioni. L'errore di Frankie Matley a 250 dall'arrivo e così isolato Ferguson al Numero comando. 2 Frankie Matley squalificato. Retta d'arrivo con Ferguson che non ha alcun problema a concludere la sua corsa di testa, vince facile nei confronti di Franchina Baldo che precede Florida Wiesel. 2-2-3, 1-16 e 1-29-2 a chiudere per il favorito Ferguson, in sediolo Matteo Zaccherini, per conto di Afrim Smidra, la scuderia Limitless.